trovo che comunque lo scudetto sia il campionato tutto quanto un po' un trucco, e quindi questa performance la voglio dedicare a tutti i napoletani, ma soprattutto anche alla Napoli che io amo di più. Sei da solo, mo? Con me stesso. Gabriele Paolini, il presenzialista televisivo, e qui di fronte all'autorevole quotidiano Il Mattino, uno dei quotidiani più importanti in Italia e ovviamente il più importante della Campania. Io sono qui perché vorrei simbolicamente lanciare un rito propiziatorio a favore del Napoli. Io esigo che il Napoli vinca lo scudetto. A discapito del Milan e l'Inter, due squadre che hanno sempre comperato i campionati con la Juve. Proprio oggi c'è stata un'altra udienza di Calciopoli, e io ovviamente ero lì al tribunale, e adesso vorrei iniziare un rito simbolico affinché il Napoli possa vincere lo scudetto. Sì? Innanzitutto io vorrei iniziare il rito lanciando del sale grosso simbolicamente, perché non solo il Napoli quest'anno sta facendo un grandissimo campionato, ma è ora di piantarla con le solite squadre che vincono pilotando le partite. E poi consentitemi di dire, sempre sui quotidiani, in televisione si parla di Napoli per l'immondezza, per la camorra, ma la maggioranza dei napoletani è gente seria. Allora Paolini è qui per gridare viva Napoli, viva tutti i cittadini giovani, non giovani, che rappresentano degnamente una Campania, una napolità che non è quella di Roberto Fabiano. Vabbè, ha fatto camorra, sappiamo tutti, però Napoli è anche altro. Napoli, ma io dico basta che ci tocca il guardo di Filippo, la musica, e allora consentitemi simbolicamente di augurare, proprio di mandare un malocchio contro il Milan e l'Inter, e adesso io disperderò del sale simbolico, ovviamente in mezzo alla strada, nei limiti, perché non voglio certo bloccare il flusso delle macchine. Sì? Grazie. Grazie di tutto, sì. Sì? Scusate, Io. Prego. Allora, attenzione, lanciamo il sale, prego. Sì? Vada. Facciamo un po' di sale, e voilà! Viva Napoli! E soprattutto io con questo malocchio esigo che il Napoli vinca lo scudetto! Basta i soliti Inter, Juve, Napoli, Milan! Io dico Lazio, ma esigo che ovviamente il Napoli possa vincere. Allora, per concludere la performance devo, come consuetudine, sdraiare un attimino simbolicamente, attenzione, e disperdermi in testa di sale che ovviamente porterà bene al Napoli. Attenzione, e voilà, e viva Napoli! E viva Napoli! La Napoli pulita! La Napoli degli autisti delle non so cos'è!
coglioni di sentire che a Napoli c'è l'immondezza, a Napoli c'è la cultura, a Napoli c'è il teatro, la musica. Fatemelo gridare qui in mezzo alla strada, perché è giusto rappresentare quello che è il cuore. 150 anni d'Italia, ma eleggiamo Napoli capitale d'Italia, molto meglio di Roma,